Rieccoci all'appuntamento al martedì 20 e 15, siamo in rigorosa diretta, il Sindaco risponde, abbiamo l'ultimo quarto d'ora. Sindaco, le avevo fatto la domanda prima dei messaggi per quanto riguarda il risarcimento che hanno chiesto al Comune i residenti delle piazze del Portello per la Movida. Com'è la situazione lì? La situazione è vero che c'è una lettera dell'avvocato in cui dice se ci sono questi problemi. È chiaro che ci sono problemi, però ribadisco dei concetti. Allora, siamo una città universitaria. Abbiamo 61.000 studenti, abbiamo 26.000 quest'anno, 26.000 matricole, siamo una città universitaria. Noi facciamo rispettare i regolamenti al massimo, nel senso a mezzanotte chiude la musica, c'è solo musica sottofondo. Con la polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, finanza girano in continuazione per evitare rumori inutili, però dobbiamo anche capire, adesso metteremo 60 street tutor, sono ragazzi che non fanno la polizia, cercano di fare sì che i ragazzi stessi siano educati, non creino problemi, buttino i rifiuti nei cestini, non facciano musica elettronica, stiamo attenti il massimo dell'impegno. Chiaramente quando sono 2-3 persone in una piazza che parlano, chiaramente già il brusio stesso crea problemi, io lo capisco, però non posso impedire che i ragazzi parlino. Io mi ricordo in maniera veramente triste, quando c'era il lockdown, c'erano piazze abbandonate, chiuse, non c'era nessuno, giravo solo io a piedi. Io non voglio ritornare a questa situazione qua, non è possibile. Noi cerchiamo di fare il massimo, adesso apriranno i navigli, tra poco partiranno i navigli, in modo tale da scaricare un po' di utenti, di ragazzi dall'altra parte. Cerchiamo di fare il massimo in questo senso, però vi garantisco, siamo una città universitaria. Abbiamo un patrimonio enorme. Scusi, Sindaco, io faccio l'avvocato del diavolo, ma se uno è lì alla casa e vuole dormire a mezzanotte c'è un casino fuori? Insomma... Non c'è casino, c'è gente che parla, fino a prova contraria non posso impedire a nessuno che parli. Massimo di impegno, non c'è musica, non c'è assolutamente nulla, sono 3.000 persone che parlano, Portello, Piazza dei Signori, non posso farci niente, non è possibile risolvere questo problema, non è possibile. Non sono capace, per carità qualche altro sarà più capace di me, però sono cose che si ripetono ogni volta che ci sono elezioni, anche l'ultima volta chiedevo anche a me di intervenire e noi, vi ripeto, siamo intervenuti, c'è la polizia locale che sta attenta in maniera maniacale ai locali che fanno rumore, però siamo 61.000 studenti, ripeto un'altra volta, 61.000 studenti, 26.000 matricole, siamo una città nella città, io non credo che vogliamo tornare alla città silenziosa. Nel senso, io ho il massimo rispetto alla gente che ha bisogno di dormire perché il giorno dopo deve lavorare, ma non è vero che c'è musica, non c'è niente, c'è gente che parla, sì. Bene, chiarito che è questo. Allora andiamo a parlare del tram SIR 2 Vigonza-Rubano. La PS Holding, stazione appaltante, ha pubblicato il bando di gara per la progettazione definitiva del valore di 6 milioni di euro. L'opera è finanziata con fondi europei che rientrano nell'ambito del PNRR per il trasporto rapido di massa. Per presentare le offerte c'è tempo fino al 2 maggio 22, il 3 maggio saranno aperte le offerte. Questa è una comunicazione. Leggo anche per il tram SIR 3, stazione Volta Barozzo, opera finanziata con 56 milioni di euro, verifiche in corso sul raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gara della progettazione esecutiva il 9 marzo scorso. A seguito della richiesta di opportuni chiarimenti su aspetti amministrativi, il raggruppamento temporaneo tra imprese aggiudicatario con capogruppo Consorzio Stabile Europeo ha trasmesso osservazioni corredate di corposa documentazione che impongono un'attenta valutazione. Vuole spiegare queste due opere, Sindaco? SIR 2, Rubano, Vigonza. Sono un tracciato lungo 18 km e mezzo, taglierà completamente Padova, migliorerà la viabilità in maniera incredibile. Vi ricordo quando tutte le linee funzioneranno, che vuol dire entro giugno 2026 trasporterà 20 milioni di persone, vuol dire che un trasporto definito di massa importantissimo cambierà Padova, nel senso letterale, cambierà proprio il movimento di Padova, perché vuol dire che sarà possibile andare in qualsiasi posto di Padova col tram, vuol dire con mezzo sicuro, con mezzo che non occorre guardare l'orologio quando passa, perché passa ogni 3, 4, 5 minuti, quindi non inquina, non serve parcheggio, è una soluzione eccezionale.
devo dire, vi ricordo che abbiamo ottenuto qualcosa come 330 milioni di finanziamento, per cui è già finanziato e sarà fatto a breve. Adesso, come ha detto, c'è una gara per progettazione, tenete conto che stiamo facendo riunioni di zona per chiedere tutti i consigli per quanto riguarda i comitati, i quartieri, i cittadini, e questo ne terremo conto ovviamente tutte quante le osservazioni. C'è una gara per la progettazione, dopodiché passeremo alla parte esecutiva. Sarà una grande opera che cambierà. Per quanto riguarda il SIL3 invece è stato definito chi ha vinto la gara per quanto riguarda fare l'opera. La stazione appaltante ha trovato nella ricerca, perché oltre a dire chi vince, dopo bisogna controllare esattamente tutti i requisiti che siamo bene, non voglio entrare nel tecnico. Ha trovato dei problemi, ha chiesto che rispondano, penso hai dato risposta, non entro in termine tecnico, se le risposte saranno sufficienti e giudicate positivamente, e non lo so, obiettivamente non è un compito mio, passerà vincitore, se no passerà il secondo. Cioè, è normale, una gara, io capisco che la politica in questo periodo di tempo sta esasperando le cose, però fa parte della normalità questo, purtroppo. Quando uno fa una gara c'è un controllo maniacale di tutto. È giusto che sia fatto così, penso che sia il massimo della trasparenza, non capisco il problema. Se sarà rispettato quello che si presume sia stato fatto, vincerà questo, no, vincerà un altro. Non è un problema, penso che fa parte della normalità. Mi ricordo solo che 400 milioni di euro, mai la città aveva avuto un finanziamento del genere. Io capisco tutto quanto, adesso siamo in campagna elettorale, ognuno dice le sue, non dico sciocchezze, le sue osservazioni, ma stiamo parlando di una cosa monumentale come lavoro, un lavoro che cambierà Padova in tutti i sensi, l'inquinamento, il trasporto, viabilità, renderà Padova a livello europeo. Dopo, in questo periodo, ognuno dice la sua, obiettivamente. Certo. Messaggi, solo 4 messaggi, Sindaco, poi siamo in chiusura. Elisabetta, andiamo con il primo. Ho visto da qualche giorno un nuovo cantiere in via Manzoni, dove una volta c'era un distributore. Cosa verrà costruito? Sì, rispondo volentieri. Verrà costruita una rotonda, molto importante, perché inizialmente abbiamo acquisito questo distributore nel passato, poi abbiamo, con sovrintendenza, abbiamo visto che era vicino alle mura. Mi ricordo che sulla destra sono le mura storiche, di conseguenza è stato rivisto il progetto e in quei 6 giorni verrà ripreso. È un'area che era abbandonata e degrado, verrà fatta una rotonda, per cui, se non sbaglio, proprio in quei 6 giorni, eccola qua, l'immagine, viene ripresentato il progetto sotto l'aspetto proprio operativo, viene fatto subito. Una rotonda. Andiamo con l'altro messaggio, Elisabetta. Ringrazio per la risposta, sempre gentile, ma assicuro che ieri sulle 18 la piastra di basket era chiusa. Comunque dai, non nego l'impegno. Buon lavoro e soprattutto bentornato. Felice di vederlo guarito dal Covid. La ringrazio della cortesia. Ho sbagliato, da domani l'assessore, ho sbagliato data, da domani l'assessore Bonavina in maniera personale, prima di andare in ufficio, va a aprire e la sera va a chiudere, finché non troverò un'organizzazione efficiente. È vero, non do, da domani. Cioè, ma è vero che lei ha fatto qualche tiro, ma ha detto non è riuscito a prendere un canestro? Non sono riuscito, ci ho provato in tutte le maniere. Non avevo dubbi su questo. Però una volta un'altra occasione l'ho preso al primo colpo. Sì, ma sarà molto difficile, cioè sì, canestro ho anche un diametro le foto. Stiamo scherzando ovviamente, visto che anche questa è una piazza dove ovviamente vanno a giocare molte persone o allenarsi molte persone. Scusa, Piazza De Gasperi e questa sono piazze bellissime che i ragazzi usano veramente in maniera importante, sono sempre lì che giocano.
ne faremo 17, altri 15 o messa a posto. Eccolo qui. Scarso. Proprio, non mi hanno ripreso. Brava Elisabetta, brava. Grazie Elisabetta. Me lo fate rivedere questo replay, perché proprio ci prendiamo un attimo una soddisfazione, perché proprio il modo in cui l'ha lanciato è proprio... Non ho mai giocato a queste cose qua. Antisport, cioè una cosa... Grazie. Vabbè, insomma, ecco, guardatelo qui un po', il sindaco. Vabbè, per me rompe. Stiamo scherzando ovviamente, andiamo con il terzo messaggio, Elisabetta. Mettilo in repertorio, Elisabetta, questo, Vai, Elisabetta. Ho visto un camioncino che gira per la città con scritto manutenzione strade. Ce ne sono altri? Cosa fanno di preciso? Sono 4 camioncini che girano per le strade in cui fanno manutenzione sulle strade, dal Porfido ai San Pietrini ai buchi sull'asfalto, girano in continuazione. Sono 4 che girano in continuazione per fare manutenzione. Lo so che la città è grande. Sindaco, chi li chiama possono avere anche una manutenzione rapida, insomma, giusto? È fatto apposta proprio, per questo in maniera motivo. puntuale. L'ultimo, perché poi anche le telefonate stiamo chiudendo. L'ultimo messaggio di questa serie, Elisabetta. Cortesemente chiedo di risolvere il parcheggio abusivo lungo Lungargine Scaricatore sino al chiosco a ridosso delle chiuse, pericolo di collisione tra veicoli. Ha capito qual è? No. Sì, no. Allora, quello che a volte a Barozzo, dove ci sono le chiuse, che c'è la spiaggetta, c'è il baretto, sì. Le persone vanno lì a prendere il sole e parcheggiano la macchina ovviamente sul ciglio dell'argine. Bisogna far passare la polizia locale e vedere, va bene. Telefonata, pronto, buonasera, pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Parlate di Padova, via Mortise. Come si chiama? Virginia. Virginia da via Mortise, prego signora Virginia. Sì, io parlavo che in via Mortise... Non si sente se sta vicino al telefono, altrimenti salta la linea. No, che telefono, aspetta, facciamo un'altra cosa, perché parlavo su viva voce. Adesso, si parlava di piantare alberi. In via Mortise sono piantati quasi 28 alberi. 28? Sì, io ho fatto contare. 28 ma in una settimana sono spariti tutti. Gliel'hanno rubati? Credo, non lo so. Qualche malandrino, se è come dice lei, se c'erano 28 alberi e qualcuno è passato lì a rubati, se li sarà portati a casa o venderli, e questa è una cosa illecita. Adesso in modo altre domande da fare al sindaco? No, io questa mi sono meravigliata, perché questa era l'ultima domanda, perché noi siamo passati, ogni giorno passo e vedo che questi alberi non signora, ci mi sono scusi, più. Signora, che via è quella che ha detto lei? Via Mortise. Perfetto, avevo capito zona Mortise. No. Perfetto, grazie signora, devo chiudere. Io spero che domani mi informa su 28 alberi. 28 arbitri è un'indecenza, insomma, chi ha rubato 28 arbitri è una cosa... sono alberi grandi? Da vergognarsi, se sono tutti 28, magari non sono stati piantati, è meglio verificare, perché mi sembra un po' strano. Verificare sicuramente. 28 arbitri non sono pochi, 28 anche arbitri. Sono alberi 3 metri, 3 metri e mezzo. Metta che uno lo può che proviamo, ma 28 mi sembra un numero esagerato. Approfitto per dire un'altra cosa. Ogni tanto capita qualche cittadino mi chiede: attenzione, c'è l'albero morto di quelli piantati, o non è dato acqua a sufficienza. La manutenzione fatta con l'impresa che ha vinto la gara sono 3 anni di garanzia per l'albero, se muore lo ripristinano, primo, secondo deve essere anche ovviamente irrigato. Perfetto, per cui se c'è qualche albero che è morto viene sostituito. È stato chiaro questo. Grazie sindaco, abbiamo sforato con il tempo. Ricordo l'appuntamento martedì prossimo con la puntata consueta del sindaco risponde 19:30 20:30. Vi ricordo i numeri per chiamare e prenotarvi: 049 80 77753 per le dirette, 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com. Se durante la settimana desiderate fare delle domande, mandate a quell'email e poi noi martedì prossimo vi leggeremo tutto. Grazie sindaco. Grazie a voi, buona serata. Continuate a seguire la nostra programmazione. Grazie. Con l'informazione di TV7. Buona serata.